Avviati i lavori della superstrada pedemontana veneta, una splendida giornata di sole ha salutato la partenza ufficiale di un cantiere che 2 province, Treviso e Vicenza, aspettavano da più di 30 anni. Un'opera colossale, 94,5 km di tracciato, 36 comuni interessati, 2 miliardi 300 milioni di euro il suo costo in project financing. Rappresenta la più grande infrastruttura che si sia realizzata, visto e considerato che stiamo parlando di 94 km e mezzo, stiamo parlando soprattutto di un'infrastruttura unica nel suo genere, perché coinvolgerà 70 comuni per l'esenzione dal pedaggio, quindi cittadini di 70 comuni, ovviamente limitrofi ai caselli e 16 caselli, non pagheranno pedaggio nei 21 km e in andata e ritorno sui caselli. Un'opera al servizio del territorio che toglierà 70.000 veicoli al giorno da arterie trafficatissime come la Nuova Gasparona, la Valsugana, la Feltrina. Un'opera contestata anche all'inaugurazione ufficiale dai comitati spontanei sorti tra Vicenza e Treviso. Una trentina gli esponenti tenuti fuori dai cancelli che qui hanno protestato con striscioni contro quello che non hanno esitato a definire l'ennesimo scempio all'ambiente. A loro ha risposto il governatore Zaia. La pedemontana sarà superstrada di nuova generazione, rispettosa dell'ambiente, realizzata per il 72% in trinceo galleria, ma realizzerà anche un altro obiettivo: dare lavoro a oltre 2.000 persone. Si parli Veneto, abbiamo 152.000 disoccupati, penso che i lavoratori di questi cantieri, le imprese di questi cantieri, vista la ferita che si fa sul territorio, debbano essere venete. Fra 5 anni questo problema di questo tipo di area sarà risolto, ce ne saranno degli altri, mi auguro che sia il giorno dell'inizio dell'infrastrutturazione del Veneto, di cui l'arretratezza è trentennale. Una benedizione per le 140.000 partite IVA della provincia di Treviso, una benedizione questi 2 miliardi e mezzo di euro che adesso arrivano nel territorio in questi momenti di crisi per l'edilizia e del sistema delle imprese stradali, una benedizione anche in termini proprio anche ambientali e rispetto del paesaggio.